Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Riunione di governo dopo il no della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto, negata la legittimità dell'opera. Salvini: risponderemo su tutto. Intanto a Messina gli ambientalisti organizzano la manifestazione del 29 novembre. Palermo slitta l'assunzione di altri 100 vigili urbani mentre si agita la polemica dei commercianti sulle zone rosse che lamentano il deserto. Aspra la replica del sindaco La Galla. Auto rubate usate come ariete per sfondare saracinesche di bar e tabaccherie. Fermata banda di rapinatori che saccheggiava negozi nel Ragusano. 3 arresti. Un casolare isolato nelle campagne di Niscemi, nel Nisseno, nascondeva un laboratorio per lo spaccio e un piccolo arsenale. I carabinieri hanno arrestato un giovane pregiudicato trovato con droga e munizioni. Palermo: donna costretta a vivere in auto dopo essere stata sfrattata per accedere a un istituto o a una residenza sociale, dovrebbe rinunciare al suo cane. Catania: rinasce piazza Turiferro, gioiello incastonato nel centro storico. Il sindaco Trantino: innamoriamoci di questo luogo per fare ripartire la città. Calcio: Torre del Grifo e del Catania, ma si attende la comunicazione ufficiale della curatela. La squadra intanto prepara la trasferta di Caserta. La sfida in diretta è in chiaro domani su Telecolor a partire dalle 19:30. Il Trapani eliminato dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con il Sorrento. Granata battuti ai rigore 5-4 dopo il pari dei regolamentari. Bentrovati. Ieri il no della Corte dei Conti per la legittimità del Ponte dello Stretto. Oggi riunione del governo proprio su questo tema. È emersa una serenità, una tranquillità da parte della maggioranza di governo. Le prime reazioni di Salvini, che ha detto risponderemo tranquillamente a tutto. Ma sentiamo Luca Ciliberti. Il ponte si farà. Ne è convinto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione di governo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vice Premier Antonio Tajani, convocata immediatamente dopo la decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità della delibera del CIPES, di fatto bocciando l'opera. La linea del governo è quella di attendere i 30 giorni per leggere le motivazioni dei giudici della Corte e rispondere punto su punto a tutte le richieste di illegittimità. Il ministro Salvini è sereno. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri a novembre, invece partiremo a febbraio, ha detto. Nel frattempo, annuncia, abbiamo calendarizzato i prossimi passi su come intendiamo andare avanti, mettere in sicurezza in manovra i fondi necessari all'opera che siamo determinati a portare avanti. Anche con il parere negativo della Corte dei Conti, infatti, il governo può decidere di andare avanti con il progetto secondo la legge. In caso di rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti, può chiedere un'apposita deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri può ritenere che l'atto risponda a interessi pubblici superiori e debba avere corso. A questo punto, però, la Corte dei Conti si pronuncia a sezioni riunite. Queste, qualora non ritengano venute meno le ragioni del rifiuto, ordinano la registrazione dell'atto e vi appongono il visto di riserva. L'atto registrato con riserva ha piena efficacia, ma può dare luogo a una responsabilità politica del governo, spiega la Corte dei Conti. Ma di fatto il ponte da sempre divide. Salvini a caldo ha parlato di scelta politica dei giudici della Corte. Meloni parla di atto di invasione della magistratura, agitando la riforma della giustizia come soluzione definitiva. Durissime le opposizioni. PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle parlano di uno schiaffo alla propaganda del governo, di stop a un carrozzone e di una maggioranza che invoca complotti immaginari per nascondere i propri fallimenti. Oggi a Messina si sono mostrati estremamente rinvigoriti i No Ponte. Gli ambientalisti, in questa giornata che si è quasi trasformata in un festeggiamento, hanno anche annunciato una nuova manifestazione. Scenderanno ancora in piazza a Messina il 29 novembre. Francesco Triolo. Il 29 novembre il popolo No Ponte torna in piazza a Messina. Lo farà a forte del giudizio della Corte dei Conti, che ha rispedito indietro con parere negativo il progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Una decisione che ha rinvigorito i contrari all'opera, e così la manifestazione già programmata per fine novembre diventa quella dell'orgoglio. Si presenta una grande manifestazione nazionale di festeggiamenti.
Lo so, sembra troppo presto gridare alla vittoria, però è la prima volta dopo tanto tempo che riusciamo, a far sì che un ente terzo possa esprimersi sul ponte. Finora hanno giocato facile, hanno avuto pareri favorevoli di enti governativi o di nomina governativa. Questa volta, per la prima volta, appena hanno avuto un ente terzo, il progetto si è bloccato. Se fanno una forzatura governativa così forte, la Corte dei Conti mi dice non va bene, ma io non me ne importa nulla di quello che dice la Corte dei Conti e vado avanti ugualmente. Il 29 di novembre dobbiamo essere in tantissimi per dirgli che noi siamo in uno Stato democratico e non accettiamo questo tipo di forzature. Sottolineato più volte come il parere della Corte dei Conti è quello di un organo terzo, non politico, quindi vale di più, ma questo passaggio non rappresenta però una pietra tombale. Ma guarda, la Corte dei Conti è un organo così importante, costituzionale, che non entra nel merito politico, ma chiaramente ha un altro ruolo. La cosa terribile è la reazione a caldo di Salvini e della Meloni, che chiaramente questi organi sono di intralcio al loro cammino. E c'è un'agenzia che riguarda proprio un altro atto sub iudice da parte della Corte dei Conti che riguarda appunto il ponte sullo Stretto di Messina. Riguarda il decreto approvativo del Ministero dei Trasporti del terzo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con il concessionario Società Stretto di Messina. I magistrati d'ufficio di controllo della Corte dei Conti stanno al momento esaminando questi documenti ed entro i primi giorni del mese di novembre dovranno decidere se sottoporli o meno al collegio della sezione centrale di controllo di legittimità. Dunque la storia continua, avremo altre pagine da raccontarvi in merito a questo tema. Andiamo a Palermo, il tema della sicurezza slitta l'assunzione di 100 vigili urbani. In tutto questo arrivano anche le lamentele dei commercianti, dei titolari di pub che si trovano, che insistono nelle zone rosse. Dicono adesso c'è il deserto, piccata la replica del sindaco La Galla, Marco Gullà. Il bilancio consolidato in aula al Consiglio Comunale di Palermo slitta per mancanza delle partecipate e conseguenzialmente slittano anche altre misure intrecciate, come l'assunzione dei 100 vigili urbani di Palermo. In un momento decisamente delicato per il capoluogo in termini di sicurezza, l'assunzione di altri 100 vigili urbani diviene fondamentale, ma come sempre burocrazia e stallo politico rallentano l'iter. E intanto ancora polemica sull'istituzione delle zone rosse in città. Da un lato ci sono commercianti e titolari di pub che puntano il dito contro l'amministrazione comunale sostenendo che le zone rosse allontanano i clienti, rendendo questi centri di movida ormai dei veri e propri deserti commerciali. Dall'altro c'è invece la replica del sindaco Roberto La Galla. Sono veramente preoccupato ogni giorno che non si levi una lamentela. Non c'è giornata senza lamentele. È chiaro ed evidente che ogni intervento produce, come è naturale, un'azione produce una reazione, quindi ogni scelta ha il suo rovescio della medaglia, ogni acquisto in sicurezza ha il suo prezzo in termini di incremento della vigilanza. Dopo mesi di indagini, blitz all'alba dei carabinieri per 3 presunti responsabili di diversi furti con spaccata ai danni di bar e tabaccherie nella zona tra Modica e Ispica. Sentiamo Veronica Barbarino. Rubavano le auto in provincia di Siracusa e le usavano come ariete per sfondare porte e saracinesche di bar e tabaccherie tra Ispica e Modica. Una volta dentro, arraffavano tutto ciò che potevano in pochi minuti, dai registratori di cassa ai tagliandi di gratta e vinci. Colpi rapidi, ma con danni sproporzionati rispetto al valore della refurtiva. Poi la fuga verso le campagne di Rosolini. L'episodio più grave risale allo scorso gennaio, quando alle 4 del mattino i titolari di un bar di Ispica, svegliati dal rumore, erano intervenuti sul posto sorprendendo i ladri. Ne seguì una lite violenta, durante la quale i 2 proprietari rimasero contusi.
Dopo mesi di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotte dai carabinieri della compagnia di Modica e della stazione di Ispica, i 3 presunti responsabili sono stati identificati e all'alba di oggi sono stati bloccati dai militari, con il supporto della stazione di Rosolini e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di armi arrivate da Catania. Il GIP ha disposto il carcere per 2 degli indagati e i domiciliari per il terzo. Sono accusati a vario titolo di tentata rapina, furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Arrestato un 29enne catanese accusato di avere commesso diverse rapine a distanza di pochi giorni di distanza una dall'altra. Desiree Ferlito. 4 rapine, ciascuna a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, sono quelle al momento riconducibili al 29enne catanese arrestato dalla Polizia di Stato. Tutto documentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dalla Questura di Catania, che vi mostriamo. Nel primo episodio il 29enne avrebbe avvicinato 2 giovani ed, approfittando di un luogo isolato e delle ore notturne, avrebbe costretto uno di loro, sotto minaccia di un coltello, a consegnargli il telefono cellulare. In un'altra occasione l'indagato si sarebbe introdotto all'interno di una farmacia e, dopo aver minacciato una cassiera con un corpo contundente, avrebbe svuotato la cassa. E poi l'indagata, ancora una volta, sfruttando l'oscurità ed un luogo isolato, avrebbe minacciato e poi bloccato violentemente la vittima al fine di sottrargli il portafogli e il telefono cellulare. Nella quarta rapina l'uomo avrebbe invece afferrato per i capelli una donna prima di scaraventarla violentemente a terra per impossessarsi del suo telefono cellulare. A supporto delle immagini acquisite anche le testimonianze delle vittime che hanno permesso di identificare il 29enne, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza. Un casolare isolato nelle campagne di Niscemi, siamo nel Nisseno, nascondeva un laboratorio per lo spaccio e un piccolo arsenale. I carabinieri hanno arrestato un giovane pregiudicato trovato in possesso di droga e armi artigianali. Gerry Italia. Un casolare isolato tra le campagne di Niscemi era stato trasformato in un deposito di droghe e armi artigianali. I carabinieri della stazione di Niscemi hanno arrestato un giovane di 23 anni pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di armi alterate e munizioni. L'uomo aveva tentato di negare di avere la disponibilità dell'abitazione, ma un mazzo di chiavi trovato in tasca ha permesso ai militari di aprire il cancello del casolare. All'interno, durante la perquisizione, sono stati trovati 71 grammi di cocaina, quasi mezzo chilo di hashish e oltre 880 grammi di marijuana, già confezionata in dosi. In una serra indoor nascosta dietro una parete finta di polistirolo, i carabinieri hanno scoperto anche 14 piantine di cannabis. La finestra del locale era stata murata con mattoni per impedire che si potesse vedere dall'esterno. Nel casolare sono stati sequestrati 380 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto. Ma i militari hanno trovato anche un'arma artigianale calibro 12, un fucile a canne mozze privo di matricola e 132 cartucce. Il giovane è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della procura di Gela, trasferito in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. L'operazione rientra nei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nelle aree rurali del territorio. Adesso vi raccontiamo una storia, quella della signora Antonina, costretta a vivere in auto a Palermo dopo essere stata sfrattata da casa. Il momento peggiore della giornata è la notte, dice la signora 63enne. Marco Gullà. Con la pensione e reversibilità mi toccano 614 euro e se pago la casa non posso mangiare. Lei si chiama Antonina, ha 63 anni e da circa 2 mesi vive nella sua auto a Palermo. Non può pagare casa, è stata sfrattata e al momento non ci sono alternative perché per essere accolta in un istituto o una REMS dovrebbe rinunciare al suo amato cagnolino. Una che non c'è mai passata a vivere questa situazione da incubo. Cioè, non ci avrei mai creduto. Una vita dignitosa la sua, poi la morte del marito ha stravolto tutto e allora la decisione di vivere in auto. Ed ecco qual è il momento peggiore della giornata. La sera, quando ci sono tutte le autoambulanze che passano di qua, che non riesce a dormire. Considerando anche il fatto che siamo alle porte del prossimo inverno e comunque non dovrebbe esistere nel 2025 una condizione di questo tipo. Per cui noi quello che chiediamo all'amministrazione comunale tutta, quindi da abitare sociale ai servizi sociali,
chiediamo di lavorare per andare a modificare questa strettoia. Mio marito lavorava e io campavo benissimo, non mi mancava niente, la casa pagavo, tranquilla. Oggi signora, un'altra giornata che inizia, come la passerà, come la trascorrerà? Non lo so, tra poco vado a comprare qualche panino perché devo pure mangiare, c'è io che molli e poi non so. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Secondo un'indagine di un centro europeo per il controllo delle malattie ci sarebbe un collegamento tra l'epidemia di salmonella tra il 2023 e il 2025 e il consumo del pomodorino di Pachino. Insorge il consorzio della tutela della IGP Pomodoro di Pachino. Sentiamo Desiree Ferlito. Secondo un'indagine congiunta del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, l'epidemia di salmonella che ha interessato diversi paesi europei tra il 2023 e il 2025 potrebbe essere collegata al consumo di pomodorini freschi provenienti dalla Sicilia e più precisamente dal pomodoro di Pachino. Le ipotesi degli esperti restano concentrate su alcuni lotti di pomodorini distribuiti in più stati europei. Alla notizia, rilanciata da diverse testate, ha replicato con fermezza il consorzio della tutela della IGP Pomodoro di Pachino, che prende le distanze da qualsiasi coinvolgimento. Nessuna segnalazione giunta a tale proposito dai nostri associati, chiarisce il presidente del consorzio Sebastiano Fortunato. Se ci fosse una problematica di tale gravità ce ne saremmo certamente accorti, visto che mangiamo il nostro pomodoro ogni giorno. Fortunato ha poi gettato ombre sulla veridicità dell'ipotesi. Credo sia una strategia per affossare un prodotto che tutto il mondo ci invidia. A tutela dei pomodorini anche la politica. Evitiamo allarmi, ha dichiarato il ministro all'agricoltura Lollobrigida. La percentuale è comunque irrisoria. Ancora più diretto l'assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione siciliana Luca Sammartino. Ma quale salmonella? I pomodorini siciliani fanno bene alla salute e sono buoni. Nel frattempo dal consorzio arriva la richiesta di prudenza e rispetto per il Made in Italy e in attesa di riscontri ufficiali giù le mani dai pomodorini siciliani. A Catania rinasce Piazza Turiferro, gioiello incastonato nel centro storico. Il sindaco trantino invita a innamorarsi di questo luogo proprio per fare ripartire Catania. Tonino De Mana. Il sindaco trantino che passa, sorridente sotto l'impianto di nebulizzazione. Tanto verde attorno, nuovi arredi ed un moderno impianto di illuminazione. Eccola, la rinnovata piazza Turiferro, storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo. Da cemento ed asfalto di un'anonima area di parcheggio, peraltro scarsamente curata, ad un gioiello incastonato nel centro storico di Catania. Un motivo di vanto per il sindaco trantino. Pensiamo a cos'era questa piazza fino a un anno fa. Era culla di degrado, di insicurezza. Adesso guardiamola e cerchiamo di innamorarci tutti quanti, perché solamente attraverso un innamoramento noi concittadini possiamo esprimere il nostro desiderio di far ripartire la Catania. L'intervento, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, originariamente previsto con fondi PNRR, successivamente garantito dal governo nazionale attraverso altre linee di finanziamento comunitario, ha rigenerato la piazza coniugando tradizione e modernità. Bella è bella, accogliente è accogliente, ma c'è un ma, ed arriva direttamente dalla gente. Speriamo che duri e che questo verde possa essere mantenuto e non trovare le bottiglie rotte come ogni mattina davanti ai negozi. La piazza è molto bella, effettivamente era da tempo che non si vedeva una cosa così meravigliosa, però speriamo che duri, perché io ho l'impressione che a giorni ne vedremo delle belle. Speriamo che i nostri intervistati vengano smentiti. E ci sono molti siti di cui innamorarsi a Catania. Oggi nel nostro Sicilia 24 Focus andremo alla scoperta di uno dei meno conosciuti, il Pozzo di Gammazita e di altri tesori di Catania. Lorena Dolci lo racconterà attraverso un documentario in compagnia di Paolo Di Caro, direttore cultura del Comune di Catania. Appuntamento dopo questo telegiornale alle 14.30 in streaming su siciliaweb.it con i vostri messaggi che possono arrivare alla nostra linea WhatsApp 342 74 55005. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi il calcio.
Siamo al calcio, il centro sportivo di Torre del Grifo è del Catania, in assenza di offerte migliorative, dopo la gara vinta dal club rossazzurro e in attesa della PEC ufficiale di aggiudicazione. La squadra intanto prepara la trasferta di domani a Caserta. Marco Carli. Torre del Grifo e del Catania, in attesa della PEC ufficiale della curatela ed in assenza di offerte migliorative rispetto ai più di 5 milioni e mezzo con le tasse con cui il club rossazzurro si era aggiudicato la gara 7 giorni fa nella corsa sul filo del tempo e dei rilanci con la società Aurora. Dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte della curatela ci sarà la procedura di vendita effettiva del bene con il Catania che entro 120 giorni dovrà presentare il saldo di 4 milioni e 900 mila euro. Il primo passo della società Etnea sarà quello di chiedere alla curatela la possibilità, nelle more dell'atto di trasferimento, di lavorare per il ripristino dei campi in erba naturale. Intanto la squadra si prepara al match con la Casertana che andrà in scena venerdì alle 20:30, diretta su Telecolor in chiaro a partire dalle 19:30. Toscano, come detto in conferenza, ha tante alternative, 2 per ruolo. Forse l'unica parte in cui mancano è sugli esterni, soprattutto dopo l'infortunio di Raimo, e la società avrebbe individuato proprio in quella zona del campo un intervento sul mercato a gennaio per dare alternative a Casasola e Donnarumma. Il mercato è lontano però. La Casertana, squadra valida che ha fatto un buon avvio di campionato, è invece vicinissima. Toscano, che confida molto sulle alternative già in rosa, dovrebbe però insistere sull'11 di partenza visto nelle ultime gare, tappa importantissima per il tecnico, quella del Pinto. Io ho detto ai ragazzi poi di togliere il file delle 2 partite in casa perché bisogna inserire un altro file, sarà un'altra gara diversa. E noi dobbiamo arrivarci pronti per affrontare, perché sarà una partita tirata anche questa, e noi dobbiamo esprimere il nostro massimo potenziale che abbiamo. Fuori dalla Coppa Italia il Trapani, eliminato dal Sorrento che ha superato i Granata ai calci di rigore, finita 5-4. Franco Cammarasana. Fatali calci di rigore al Trapani nel secondo turno della Coppa Italia. La squadra granata esce di scena da una competizione sulla quale puntava molto la società del presidente Antonini. Sul terreno di gioco del Viviani di Potenza ha avuto la meglio però il Sorrento, più preciso nella lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Meglio i Granata nel primo tempo, anche se il loro gioco è apparso piuttosto lento e compassato. A sbloccare il risultato un calcio di rigore trasformato al 36esimo da Vasquez, ma al 45esimo arriva il pareggio del Sorrento. Stramaccioni commette fallo su Sabatani e l'arbitro concede il rigore. Galeotti respinge il tiro dal dischetto di Schaab, ma sulla ribattuta Sabatani di testa spinge la palla in rete. Meglio il Sorrento nella ripresa, che ha anche qualche buona occasione per portarsi in vantaggio. Trapani pericoloso solo nei minuti di recupero. Si va così ai rigori. Per il Trapani vanno a segno Grandolfo, Celeghen e Fischnaller, ma Benedetti e Canotto si fanno parare i rispettivi calci di rigore e così a far festa il Sorrento. Scricchiola a questo punto la panchina di Sasà Aronica. Avvio travolgente della meta Catania nel main round di Champions League di futsal. I rossazzurri sconfiggono 6-11 i campioni di Germania. Ancora Marco Carli. Miglior avvio non poteva esserci e se il buongiorno si vede dal mattino ci sarà da divertirsi nel main round di Champions di futsal. Lo hanno fatto di sicuro gli spettatori al Palacatania o quelli di Telecolor che hanno visto la partita con il Weilimdorf, campione di Germania, battuto per 6-1 dagli assatanati rossazzurri. La doppietta nel primo tempo di Podda, diventerà una tripletta a fine partita, apre la strada al successo. I tedeschi accorciano ma nella ripresa è apoteosi meta Catania. Sicuramente una partita speciale. In una competizione importante qui al Palacatania avevo delle persone a cui tengo tanto negli spalti, quindi non so se è una delle partite più belle, però sicuramente una delle più speciali. Dobbiamo cercare sicuramente di limare, di ridurre i momenti come quello in cui abbiamo subito il 2-1, che è un po', come diceva anche Silvestri, quello che ci sta capitando un po' troppo spesso e che non è tanto da noi, però penso che nel complesso la prestazione sia stata buona.
Le reti ancora di Podda, poi il 4-1 di Draoski e sul finire altri 2 gol per il 6-1 finale. Oggi altro appuntamento 20:30 al Pala Catania e in TV su Telecolor, avversari i campioni di Grecia della EK. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Vi lascio adesso al nostro Sicilia 24 Focus curato da Lorena Dolci e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su questa rete alle 19.